Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Avanzate a te però. Borcavalero prova in mezzo a due. Borcavalero, numero, palla buona per Candreva. Candreva traversa, primo squillo Inter, minuto 12 con Candreva. Bonaventura in mezzo a due. Romagnoli, corridoio interessante per Suso che prova largo, era andato giù, qualche timida protesta da parte di Cardi. Altro cross sul secondo palo a cercare la deviazione di Miranda. Occasione Inter con Miranda, sì, occasione ancora per Candreva che può correre. In mezzo c'è Icardi, il pallone per lui, Icardi! 1-0 Inter! Il lampo di Icardi sull'assist di Candreva, esplode la Milano nerazzurra. Pierluigi, dove nasce il recupero di Borcavalero? Prova ancora lo spunto Candreva, poi Borcavalero esce vincitore da questo duello. Borcavalero ancora, palla per Vessino che va col mancino. Borcavalero in qualche modo riesce a servire che sì, che prende bene il passo a Gagliardini, palla verticale verso Borini, Andanovic, Borini e palla sull'esterno della rete, occasione importante per il Milan. Altro giro palla interessante per Vessino che prova sul fondo. Disunito il Milan quando perde palla in 4 che non riusciva a rientrare. Quello di Andre Silva, ancora Andre Silva, si allunga il pallone, lo ritrova col mancino, Andre Silva, palo e poi il piazzato dell'1-1, il fuori pareggio gioco di Musacchio ma fuori gioco. Suso, eccolo servito, si è aperto Borini, Suso 1 contro 1 sul press di Gagliardini, Suso, Andanovic, ma si sveglia all'improvviso il Milan. Vinzione il secondo tempo, ha colpito il palo che ha salvato Andanovic, palla in mezzo e poi l'esterno della rete di Cutrone. Ma i tifosi in curva sud, occhio a Suso, Suso col mancino, è il pareggio del Milan, palla in buca d'angolo, Suso ha scelto quell'angolo e ha trovato un gol bellissimo. La sovrapposizione magari ha consentito, va a prenderlo Nagatomo, il cross in mezzo, la deviazione, Bonaventura, Andanovic, Dreva, Riccardo Rodriguez dall'altra parte, Bigler raddoppio di marcatura, Candreva, palla in mezzo, Vessino, occasione clamorosa per l'Inter. Si butta dentro anche Vessino, Perisic 1 contro 1, Perisic va sul fondo, lo trova, cross in mezzo, Icardi, 2-1 Inter, Icardi, sempre Icardi per il raddoppio nerazzurro nel momento più difficile. D'Ambrosio, Vessino, tutti dentro, anche Perisic che arriva in terzo tempo. Che giocatore ragazzi, la mette giù, 1 contro 1 possibile con Nagatomo, il cross in mezzo, la deviazione e poi il palo, forse il gol che viene convalidato, sì, è il 2-2, Bonaventura a festeggiare sotto la Sud. 80 minuti sul cronometro, il pareggio del Milan. Occhio a Icardi che si butta dentro, Vessino fino in fondo, Vessino cerca Icardi, sfonda Eder, Murato. 7 adesso i saltatori nerazzurri, palla in mezzo, la deviazione larga, attenzione, calcio di rigore, va Icardi, 3-2 Inter. Tripletta di Icardi, l'Inter per la terza volta torna avanti. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Icardi Show, potremmo sintetizzare così il derby della Madonnina.
Un Inter stratosferica che non ha quasi mai steccato nelle prime 8 giornate di campionato, eccezione fatta per il mezzo passo falso di Bologna. Inter a quota 22 punti in graduatoria al momento. L'Anti-Napoli che comanda la classifica di Serie A quota 24, certo è presto per tracciare un bilancio, ciò che è certo è che Mauricio Icardi, nonostante l'impegno per le nazionali che lo ha portato in Argentina, è poi tornato ed è tornato alla grande, conquistando la serata, conquistando la platea e portandosi a casa il pallone con una tripletta. È 3-2 il finale qui al Meazza tra Inter e Milan, un buon Milan, lo dobbiamo dire, probabilmente poteva anche raccogliere qualcosa in più la formazione di Montella. Come è andata la partita? Subito Inter con il vantaggio targato Mauro Icardi. Poi nel secondo tempo è venuto fuori il Milan con un cambio di atteggiamento tattico, fuori che sì, apparso spento, a parte una fiammata nella prima frazione di gioco, e dentro Cutrone, dunque 3-5-2 con le due punte ravvicinate e con Suso calato all'altezza della linea dei centrocampisti. Ecco Suso, si accende e fa gol 1-1, ma poi salì in cattedra Mauro Icardi. Prima il 2-1. Poi il Milan torna in partita prepotentemente con un bel gol in spaccate di Bonaventura e infine il rigore netto per l'Inter e lo trasforma Mauro Icardi. Questo ragazzo, spesso bistrattato, ha già mostrato di sapersi mettere in spalla la propria squadra, davvero capitano. Ribadiamo il finale al Meazza, Inter batte Milan 3-2, Milan ancorato a quota 12 punti in classifica, a meno 10 da un Inter che alza la mano e dice ci siamo anche noi per la corsa verso i primi posti. Da San Siro è tutto. Luca Zanda augura a tutti voi la più cordiale buona serata. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.